Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio parlare di quelle persone che nascono coi doni e avere i doni non è certamente una garanzia che si va nell'alto astrale. Però prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete che lunedì sera alle 20:30 il Degare Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, ormai siamo più di 190. Bene, partiamo un po' da questo micro racconto, micro pillola. Qui vediamo il Marietto tanti anni fa, più o meno 20 anni fa il vostro Marietto era in un supermercato a fare la spesa e a un certo punto incontra una signora con suo marito, almeno presumo che era suo marito, e niente, era la sera e il vostro Marietto era rimasto colpito dalla sagoma, dalla figura di questa persona, perché fra tutta la mischia quella persona, sebbene fisicamente non era chissà che cosa, ma risuonava in un modo molto particolare e il vostro Marietto aveva notato che era diversa dalle altre persone. Era una signora ed era rimasto colpito da questa persona, da questo essere che girava con suo marito a fare la spesa come il Marietto. E lì finisce lì. Qualche anno dopo il vostro Marietto rincontra questa persona e la rincontra in banca. Praticamente qui dove abito io ci sono delle micro banche che hanno sportelli dappertutto, molto settoriali, e praticamente questa persona era alla cassa, lavorava negli uffici e anche nella cassa, e si avvicina alla cassa, appunto al banco della cassa di questa banca, il vostro Marietto, e riconosce questa persona e vede che questa persona era quella che anni prima aveva incontrato al supermercato. Questa persona guarda Marietto e gli dice: io e te non siamo uguali. Al che il Marietto è rimasto stupito, perché aveva capito il Marietto che questa persona aveva un dono, e cioè riusciva a leggere nel pensiero delle persone. Mi disse alcune cose e lì capì chiaramente che lei riusciva tranquillamente, perché io ho fatto un test, ho pensato una cosa e ho pensato di me: se lei riesce a capire cosa sto pensando, ragionerà e dirà certe cose a conseguenza. Morale della favola: il vostro Marietto ha capito che questa persona aveva dei doni. Chiaramente in quella banca sono andato più volte, perché era una banca di riferimento per il vostro Marietto, e a un certo punto ho incontrato, non tante volte, ma 3 o 4 volte, questa signora qua. Perché voi sapete, come vi ho già spiegato, che le banche hanno questi dipendenti che li mettono più o meno a girare per controllare come stanno a livello vibrazionale le filiali, e quindi sono, come si dice, tra virgolette, degli agenti tra virgolette segreti che cercano di avere tra le loro file i migliori dipendenti, no? E allora le banche grosse che si possono permettere certi dipendenti con certe qualità, ben venga. Comunque tutte le volte che io mi andavo al banco allo sportello di questa filiale e c'era questa signora molto elegantemente, molto finemente, veramente una persona fine, mi diceva sottovoce delle cose, al di là delle cose che io chiedevo a livello finanziario, mi diceva delle cose sottovoce per farmi capire che praticamente lei sapeva. E un bel giorno io praticamente sono arrivato al dunque e io ho chiesto una cosa, senti, ma se tu hai questi doni, no, ma perché non mi dai una mano anche a me, così che siamo più forti? Lei mi guarda, non terrorizzata, ma in un certo senso, insomma, refrattaria, diciamo così, e mi dice: guarda, io non voglio fare la fine che hanno fatto fare a te. Anche il vostro Marietto la guarda e non è che ha pensato questa se la fa sotto, ma uscendo da quella banca mi sono reso conto che il basso astrale ha tante persone che anche se in questa vita hanno un buon posto di lavoro,
sono avvocati, notai, farmacisti, dottori, chirurgi, magistrati, insomma quant'altro, no? A un certo punto dall'altra parte troveranno una bella sorpresa, cioè nel senso negativo. Purtroppo quella persona lì, sebbene avesse e ha dei grandissimi doni e che è super dotata a livello magico in un certo senso, anche perché poi la sua cordata è fatta di farmacisti, avvocati, notai, dottori e quest'altro. Chiaramente queste persone qui non si vogliono sporcare le mani, non vogliono spiegare le cose alle persone, si vivono nella loro bolla vibrazionale pensando che sia una fortezza d'oro, ma quando uscì da quella filiale lì ho pensato proprio che quella persona lì, sebbene in questa vita, in questo momento, sembra una santa, una stinca di santa, perché si nasconde dietro questi doni, molto probabilmente dall'altra parte avrà una brutta sorpresa, perché le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro. Quindi quando incontrate queste persone che hanno questi doni, che non si vogliono sporcare le mani, che non vogliono aiutare il prossimo, ma stanno dietro un bancone blindato con una super paga e dicono sì e no solamente perché hanno questi doni, in questa vita, nella prossima vita avranno un conto molto salato a pagare. E se quando da piccolino ho visto gente praticamente semplice che sarebbe andata nel paradiso di Brissago, non posso immaginare questo essere dove andrà quando lascerà questo piano vibrazionale. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazia di avermi seguito fino a qui, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Legana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!